Il 2016 è stato proclamato anno dell'Eddiano, infatti ricorrono sia il 90° anniversario della consegna a Grazia Deledda del premio Nobel per la letteratura che l'80° anniversario della morte della scrittrice nuorese. Alle celebrazioni in programma dovrebbe dare un contributo sostanzioso anche la Regione, vista la rilevanza della figura della Deledda, ma al momento, denuncia l'amministrazione comunale di Nuoro, non ci sono certezze. Sulla questione interviene con una nota Sebastian Cocco, assessore alla cultura del comune di Nuoro, che da mesi è impegnato nel redigere un articolato programma di eventi in onore di Grazia Deledda. Questo col contributo di istituzioni pubbliche e soggetti privati. Tra le manifestazioni previste, scrive nella nota l'assessore Cocco, è in programma la presenza di un premio Nobel, il lancio della scuola di scrittura, lo svolgersi di tanti eventi di approfondimento filologico-letterario, ma anche di intrattenimento teatrale, cinematografico e musicale. Il coinvolgimento attivo delle scuole cittadine. Tuttavia la Regione, che pure ha indicato il Comune di Nuoro nel ruolo di capofila già a febbraio, scrive l'assessore Cocco, non trova ancora il tempo per dirci su quali risorse possiamo contare. Appare certo singolare, peraltro, continua l'assessore Cocco, che si sia trovato il modo per organizzare la trasferta al Salone del Libro di Torino, come pure una mostra in Consiglio regionale, e si lasciano i nuoresi nell'assoluta incertezza a poche settimane dai primi eventi. C'è un limite a tutto, scrive l'assessore Cocco, non si tratta in questo modo la città di Grazia Deledda, nel cui nome spesso si specula approfittando dell'inerzia purtroppo forzata e incolpevole dell'amministrazione comunale. Si confida, conclude la nota, in un sollecito intervento dall'assessorato regionale alla cultura perché metta rapidamente i nuoresi e sardi tutti nelle condizioni di rendere il dovuto omaggio alla sua figlia più illustre.